base che prima c'era passione perché si faceva una cosa artigianale tramandata da padre a figlio, oggi si fa un mestiere più professionale perché chiaramente più si va avanti col progresso le imbarcazioni sono sempre migliori. Tempo fa, 10 anni fa, che ci sono stati questi contributi, tutti quanti abbiamo cercato di ingrandirci professionalmente, anche culturalmente, andando alla scoperta di nuovi altri mari, nei canali, apportandoci anche ai confini con la Tunisia. Andiamo direttamente a fare la pesca del gambero, perché è la pesca che in questo momento, tornando al discorso di prima, rende meglio. Che ha la possibilità di avere da 30-40 miglia di mare, si deve andare oltre. Normalmente sono riportati in chilometri, saranno circa, se sono 40 saranno circa 80 chilometri, riportato per due. E si va e si butta in questi banchi e la rete. La rete viene calata su delle apposite battimetriche, perché la pesca del gambero si fa da 500 metri ai 700 metri. Allora, secondo questo percorso, noi caliamo la rete. Si va al recupero, chiaramente è sempre un punto interrogativo perché tu non sai se la calata è stata ottima, se è stata buona. Poi una volta salpato, vedi perché la sacca viene in coperta, decidi se continuare su questi battimenti o spostarti. Sempre collegato in base al tempo. E tu passi le giornate. Poi questo discorso lo devi tramandare sul mercato. Il mercato ti va bene pescando in questa maniera? Sì. Se ti va bene continua a fare questa attività per tutta la settimana, sino al sabato mattina. Altrimenti tu, se il mercato per esempio richiede, che ne so, il prodotto di bassa profondità, tipo la triglia, il calamaro, il polpo, vai alla ricerca di questo prodotto qua. Il pescatore è così, in base al tempo, in base al mercato, consumiamo circa 2000 litri di gasolio al giorno. Ci sono 5 dipendenti, ci sono costi di gestione di attrezzi, di attrezzature, la barca è sempre tenuta in ordine, perciò ci sono elettricisti, meccanici, frigoristi, c'è un'equipe, una squadra completa di persone, che la barca è sempre abilitata al 100% funzionale per svolgere questa attività.